dato che la moderna tecnologia non consente di sentire quello che sentiamo noi in questo momento, dei meravigliosi profumi che ci stanno inebriando, poiché ci troviamo in una antica torrefazione napoletana dove opera una famiglia dal 1892 e qui abbiamo i rappresentanti e gli eredi di questa antica tradizione, di queste antiche ricette di torrefare il caffè che dà questo gusto particolare. Abbiamo qui Walter e Vittorio Würzburger. Walter, ma tu nell'ambito della genealogia cosa rappresenti? Noi siamo la quarta generazione, c'era papà che è qui al mio fianco, mio nonno e anche il mio bisnonno. Facciamo un processo di lavorazione che è molto lento, costante, proprio per cercare di ricavare il meglio dalle prime qualità che noi utilizziamo. Ovvero un'antica ricetta dal nostro bisnonno che portiamo ancora tra la tradizione e la quinta generazione è anche già pronta. Vittorio, ma col tempo hai finito con l'acquisire la forma di un chicco di caffè, è vero? Sì. È vero. Quindi come vedete qui si vive qui dentro, il caffè, c'è l'anima in questo caffè, ecco perché è diverso, ecco perché il sapore è particolare e ci auguriamo anche che un giorno voi possiate odorare quello che stiamo odorando noi, una roba meravigliosa che inebria i sensi, perché il gusto è una parte della bontà, ma ci sono anche la vista e l'odorato e siamo qui a poterlo sottolineare al fine di poterlo far apprezzare anche a chi a Napoli non c'è mai stato e possa aver gustato questa meraviglia di caffè. Pasquale, non dimentichiamo un aspetto particolare del nostro prodotto che è proprio la lavorazione. Come ogni materia prima, come ogni prodotto c'è bisogno anche della giusta cottura e noi oggi abbiamo uno dei sistemi che secondo me è il più evoluto al mondo, che ci consente di controllare la cottura del caffè secondo per secondo, in modo tale da dare la costanza del prodotto e soprattutto di ottimizzarlo ai fini della resa in tazza. Quindi non sentiremo mai l'odore di bruciato come sottoodore del caffè, come sottosapore del caffè? No, non è proprio possibile. Io una volta ricordo che da bambina qualche volta si sbagliava la torrefattore e si sentiva un po' di bruciacchiato. No, non è proprio possibile perché con questo nostro sistema che abbiamo e oltretutto utilizziamo solo prodotti di prima qualità, un problema del genere non può sussistere. Quindi possiamo garantire una qualità costante nel tempo. Costante e di prima qualità soprattutto. Grazie Vittorio, grazie Walter.